Elaborare un documento che riporti in maniera dettagliata e puntuale tutte le criticità della sanità del Nuorese, a cominciare dalle difficoltà che quotidianamente vive l'ospedale San Francesco di Nuoro. Con questo obiettivo ieri sono riuniti in città il sindaco del capoluogo Andrea Soddu, la sindaca di Biroli e presidente della conferenza territoriale sociosanitaria Silvia Cadedu, il sindaco di Orani e presidente del comitato del distretto sociosanitario di Nuoro Antonio Fadda e il sindaco di Dualchi e presidente del comitato del distretto sanitario del Marghine Ignazio Piras. Un tavolo che si è deciso di attivare al termine dell'assemblea tenuta venerdì scorso nel Teatro Eliseo di Nuoro, cui hanno preso parte i 52 sindaci della provincia e il commissario dell'ATS Massimo Temusi. Nel corso della riunione, convocata per fissare il cronoprogramma dello screening anti-Covid, il commissario Temusi, cui i primi cittadini avevano ricordato le difficoltà in cui versa la sanità del Nuorese, aveva chiesto la redazione di un report. Un documento che conterrà l'elenco dei problemi per i quali vengono chieste soluzioni non più rimandabili, dalla carenza di organico delle strutture ospedaliere alla mancanza di medici di base partita in molti paesi delle zone interne. Come sindaci abbiamo intrapreso questa strada e non intendiamo arretrare di un millimetro, rileva il sindaco Soddu. Pur nello spirito di lealtà e collaborazione istituzionale che ci ha sempre contraddistinto, siamo chiamati a tutelare i cittadini e a chiedere provvedimenti immediati affinché venga salvaguardato il sacrosanto diritto alla salute.